insieme a Rosario Padovano, l'amico Daniele Stival. Nonostante assessore, ancora amico, no Daniele? Sempre direttore, grazie e buonasera. Prego. Senta Stivale, lei è rimasto indignato quanto da 1 a 10 su questo scandalo della cricca che tanto ha inorridito la popolazione del Veneto orientale e del Veneto in generale, ma penso che la figura di M. Puntato l'abbiamo fatta in tutta Italia. Ma guardi, se devo dire un grazie alla finanza e a coloro che hanno fatto questa indagine e che hanno portato a casa questo risultato, direi 10. Che prima o poi venissero fuori queste cose anche nella pubblica amministrazione non me ne... insomma, non credo che ci sia da non se ne stupisce dire, più di tanto, insomma. Esattamente, perché che ne dicano che la politica è sporca, e senz'altro ce n'è una parte di politica sporca, ma ormai da quando nei lontani primi anni 90 si è dato tutto il potere ai dirigenti, secondo me si è solo trasferito anche quella, ahimè, parte di interesse che ci poteva essere o che ci può essere. Quindi benvengano tutte le indagini che fa la finanza, e secondo me deve andare anche nei tavoli della regione, intendo dire, perché non c'è nulla da nascondere. Non ha paura di un'inchiesta a livello regionale? Anzi, è bene che ci sia, perché secondo me ci sono cose... lei ritiene che dopo il marcio scoperto in provincia ci possa essere qualcos'altro da qualche altra parte? Secondo me vanno guardate a tutti i livelli le istituzioni e devono essere controllate, perché, ripeto, da quando le direzioni e i dirigenti hanno il potere assoluto, cioè di firma, di autorizzazione su queste cose, dove la politica non le vede neanche dal punto di vista né di delibere né di nulla, è bene che ci siano i controlli, perché fanno solo che bene alla pubblica amministrazione e servono anche alle imprese per essere tutelate e ai cittadini ancora di più per essere tutelati. Direttore, vuole intervenire lei su questo argomento? Quello che ha detto Daniele è sacrosanto, io non voglio assolutamente intervenire perché rispecchia un po' quello che io oramai, no Daniele, noi due ogni tanto ci troviamo e diciamo le stesse medesime cose. E la medesima lingua, Rosario Padovano, è la medesima lingua, e mi creda, non è una lingua biforcuta. Quello che diciamo in TV lo diciamo alla gente tutti i giorni. Grazie Daniele Stival. Grazie a voi.